quantitativo. Ecco, molto brevemente, lo stato ecologico è la qualità della struttura e del funzionamento degli ecosistemi acquatici associati alle acque superficiali. Lo stato chimico invece viene definito in relazione alla presenza di inquinanti rispetto a standard di qualità da rispettare perché a tutela della salute umana e dell'ambiente, mentre lo stato quantitativo è espressione del grado di compromissione di un corpo idrico sotterraneo per effetto di estrazioni dirette e indirette. Ultimo passaggio, misure, obiettivi e analisi economica. Abbiamo già visto che il raggiungimento degli obiettivi ambientali è subordinato alla realizzazione di misure di mitigazione. Quindi il conseguimento degli obiettivi dipende dalla costruzione e realizzazione di un efficace programma delle misure. D'altra parte la definizione degli obiettivi deve tener conto della fattibilità tecnica ed economica delle misure e quindi c'è da gestire una complessità che ha a che fare con le molte variabili connesse al contesto socio-economico e ambientale. In relazione a queste difficoltà la direttiva ci consente l'adozione di esenzioni, quindi di proroghe all'obiettivo o di obiettivi meno rigorosi. L'analisi economica è lo strumento che governa questo rapporto, questa complessa tematica e quindi il rapporto tra obiettivi, misure ed esenzioni. Concludo con l'ultima slide che riassume le tappe per il secondo aggiornamento del piano di gestione delle acque nel rispetto delle scadenze comunitarie. Il calendario prevede che entro metà del 2020 verrà conclusa l'analisi delle pressioni, l'aggiornamento dell'analisi delle pressioni degli impatti, che è già in corso, l'abbiamo già iniziata, ma attende gli esiti dei monitoraggi dei corpi idrici del periodo 2014-2019 per poter essere completata diciamo al 100%. L'esito dell'analisi delle pressioni e dell'analisi economica che è anche questa in corso, confluiranno nel report ex articolo 5 della direttiva quadro acque. Report che sarà pubblicato e quindi disponibile al pubblico entro il 30 giugno 2020. Dopodiché ci sarà la fase di definizione degli obiettivi ambientali, delle eventuali esenzioni e la costruzione del programma delle misure. Il tutto per arrivare a un progetto di aggiornamento del piano entro il 22 dicembre 2020. Dopodiché avremo ancora un anno di tempo per affinare e perfezionare il progetto di piano ed arrivare a dicembre 2021 con l'effettivo aggiornamento del piano, quindi nel rispetto della scadenza comunitaria. Io qui ho concluso, vi ricordo solo che nel frattempo il piano di gestione vigente è sempre consultabile dal sito delle Alpi Orientali, sia come documento cartaceo, documenti PDF scaricabili, ma anche attraverso il geoportale del piano di gestione che abbiamo attivato da un po' di tempo e che consente una consultazione molto più agevole perché diciamo, è possibile scaricare le informazioni sui corpi idrici georiferite e diciamo, aggregate, laddove invece nei volumi del piano di gestione magari sono rappresentati in maniera più distribuita, quindi è uno strumento che facilita la consultazione del piano di gestione. Con questo ho chiuso veramente, spero di non aver sforato troppo e vi ringrazio per l'attenzione. Il calendario che avete visto è importante, è il motore per il quale oggi ci vediamo e che scansionato bene deve permettervi di poter verificare in corso d'opera come si sta organizzando questa progettualità. Quindi questo è il fulcro, oggi partiamo proprio con questo percorso. Quindi passerei, perché siamo nei tempi, ad Andrea, che è il dirigente delle sezioni di risorse idriche, che vi rappresenta lo stato di avanzamento e le prospettive, cioè quello che stiamo macinando per arrivare alla progettualità di cui prima si è visto l'appuntamento 2020. Andrea, hai 15 minuti. Sì, forse anche meno. Io chiedo scusa perché arrivando buoni ultimi generalmente appunto si corre il rischio poi di ripetere almeno in parte certi concetti che sono già stati esplicitati. Quindi anch'io parto dal concetto della ciclicità del piano di gestione che è già stata evidenziata sia dall'ingegner Baruffi che dalla dottoressa Pasini. Quindi il piano di gestione diciamo, avrebbe dovuto svilupparsi a partire dal 2004 con un processo di preparazione al primo piano. L'Italia, ahimè, insomma, si è presa un po' in ritardo, solamente con la legge 13 del 28 febbraio 2009 diciamo, l'autorità di bacino è stata investita del compito di predisporre il primo piano
e solo in 4 mesi l'autorità di bacino, con la collaborazione fondamentale delle regioni e delle province autonome, ha predisposto il primo strumento di piano. Strumento di piano che è stato a tutti gli effetti una brutta copia, che però è stata poi notevolmente migliorata, come già evidenziato, nel secondo ciclo di pianificazione, quindi il piano approvato nel 2016 e che sarà vigente quindi fino al 2021. Ecco, oggi siamo appunto a dare avvio al percorso per la costruzione del terzo piano o secondo aggiornamento del piano, in funzione di come la si intenda, e che quindi coprirà il ciclo di pianificazione 2022-2027. Ecco, la direttiva quadro acque, in realtà l'attuale direttiva quadro acque non va oltre il 2027, ma già nelle sedi comunitarie si sta pensando, evidentemente, visto che ci si sta rendendo conto che questi obiettivi non solo qui in Italia ma anche fuori Italia saranno difficili da raggiungere, no, entro il 2027, a meno di un sistema corposo di esenzioni, ecco, si sta pensando a un possibile, naturalmente, prolungamento del processo di pianificazione. Ecco, come già è stato accennato anche dall'ingegnere Baruffi, in questo percorso di costruzione del piano siamo stati subito sollecitati, siamo stati intesi come Stato Italia da alcune sollecitazioni della Commissione europea. Si è già fatto cenno ad un caso EU Pilot, il 7304 del 2015, ma prima ancora quello nel 2014 sulle centraline idroelettriche nei bacini del tagliamento Oglio e Piave. La Commissione europea ha fatto dei rilievi sul tema della governance della risorsa idrica, lamentando un'eccessiva frammentazione delle competenze in tema di gestione della risorsa idrica, una mancata valutazione degli impatti cumulativi e lamentando anche alcune lacune sul rapporto tra DMV e buono stato ecologico. Ancora più impegnativa appunto la procedura pilot che si è aperta nel 2015, di cui si è già accennato, è anche stata archiviata, molto più articolata ed estesa al tema più ampio dell'implementazione della direttiva quadro acque, quindi riguardanti i diversi temi di implementazione della direttiva, non solo la governance, ma anche il monitoraggio e la valutazione dello stato ambientale, le metodologie per la valutazione dei trend delle acque sotterranee, le esenzioni, il collegamento tra pressioni e misure e il tema del prezzo dell'acqua in agricoltura. Come già è stato evidenziato dall'ingegnere Baruffi, in realtà nel secondo piano di gestione, come distretto delle Alpi orientali, abbiamo cercato già di dare una notevole miglioramento, un notevole incremento di qualità al documento di piano, e questo è avvenuto sostanzialmente a 3 livelli. A livello della valutazione dello Stato, questo è stato un merito naturalmente delle regioni e delle agenzie ambientali, attraverso un notevole affinamento dei metodi di monitoraggio e una notevole estensione della classificazione. A livello della descrizione delle pressioni, attraverso appunto la definizione, lo accennava prima la dottoressa Pasini, di un sistema di indicatori per la valutazione della significatività delle pressioni, metodo, ci tengo a dirlo, che è stato poi preso ad esempio anche dall'autorità di bacino del Po e dall'autorità di bacino dell'Appennino settentrionale e, ancorché revisionato, anche assunto in tempi più recenti da ISPRA nelle sue recentissime linee guida. E poi anche in fase di individuazione delle risposte abbiamo cercato di dare nel nostro piano del 2016 delle risposte, non delle risposte generali, delle misure generali, ma delle risposte anche a scala di corpo idrico che facessero riferimento alle pressioni significative individuate, quindi concretizzando nel documento di piano quel diagramma di PSIR che è qui rappresentato e che la dottoressa Pasini ha già esposto. Ecco, questa slide illustra in maniera abbastanza speditiva
quello che è stato il cammino sullo stato ambientale delle acque, soprattutto in termini di incremento dell'informazione di Stato, no? Voi potete vedere la differenza tra il primo piano e il secondo piano, come si riduce, insomma, no, la percentuale dei corpi idrici non monitorati che sono messi in colore grigio, sia per le acque superficiali, quindi stato ecologico e stato chimico, che per le acque sotterranee, quindi stato chimico e stato quantitativo. C'è poi anche una questione che è quella dell'evoluzione normativa, che non si è fermata. L'Europa ha proseguito anche dopo il 2010 a produrre delle evoluzioni, no, nella normativa comunitaria e quindi anche nella normativa nazionale, e quindi naturalmente questo impone anche nuovi obblighi, impone anche nuovi adeguamenti. Cito il caso per tutti, la direttiva 39/2013, che poi è stata recepita col decreto legislativo 172 del 2015, e la direttiva invece 80 del 2014 sulle acque sotterranee, che è stata recepita da un decreto ministeriale del luglio 2016. Queste direttive hanno introdotto sulle acque superficiali nuovi e più severi standard di qualità ambientali per 7 sostanze già incluse nel pannello analitico. Hanno introdotto nuove sostanze da monitorare a partire dal 2019, ma soprattutto hanno introdotto nuovi criteri di valutazione delle sostanze prioritarie nelle matrici ambientali, per esempio prevedendo il controllo nella matrice biota anziché nella matrice acque. E poi a livello di acque sotterranee l'inserimento delle sostanze perfluoroalchiliche e i relativi valori soglia nella valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee. Quindi un'evoluzione continua, no, della normativa tecnica, che quindi impone una rincorsa continua anche delle regioni, soprattutto delle agenzie ambientali, nell'adeguamento a questi nuovi obblighi, a questi nuovi standard. È evidente che gli esiti diciamo, di questa evoluzione normativa potranno essere esaminati solamente al compimento del programma di monitoraggio del secondo ciclo di pianificazione, che si chiude con quest'anno. E sarà quindi possibile, non si potrà escludere, che facendosi diciamo, il quadro diciamo, degli obblighi più impegnativo, naturalmente gli esiti potranno anche essere di un quadro più preoccupante dello stato dei corpi idrici. Ecco, alle sollecitazioni comunitarie, soprattutto al pilot 7304, l'Italia, grazie anche al coordinamento del Ministero e soprattutto della direzione della dottoressa Checcucci, ha risposto con un action plan, quindi con un insieme di iniziative che ha visto soprattutto impegnate Ministero e autorità di bacino, e che ha sui diversi temi della direttiva, e che ha visto, lo dico molto velocemente, tutta una serie di risposte. Per esempio a livello di Stato l'affinamento dei monitoraggi attraverso l'abbassamento dei limiti di quantificazione, l'adeguamento dei monitoraggi alla nuova normativa comunitaria cui vi accennavo adesso, l'affinamento della metrica della fauna ittica, che è ancora in fase di sperimentazione, l'elaborazione di linee guida per la valutazione del potenziale ecologico, l'elaborazione di linee guida per la valutazione dei trend nelle acque sotterranee. È già stato accennato ai criteri omogenei di valutazione delle pressioni elaborati da ISPRA, e poi a livello di risposte concrete la costituzione degli osservatori permanenti, quale risposta a quella lagnanza della Commissione europea sulla carente governance della risorsa idrica, l'emanazione da parte di tutte le regioni di una disciplina sulla quantificazione dei volumi irrigui, la direttiva derivazione e la direttiva dei flussi ecologici, le linee guida per l'analisi economica a supporto delle scelte di piano emanate dal Ministero. Ecco, è
è già stato poi accennato ripetutamente che proprio a seguito anche di tutte queste iniziative, no, che sono state prodotte in questi 2 o 3 anni, poi l'esito è stata l'archiviazione della procedura pilot che ci è stata comunicata proprio una settimana fa. Ecco, questa slide vi illustra poi quelli che sono stati i progressi nell'attuazione del programma delle misure del piano 2016-2021. Come potete vedere molto velocemente, sono state attuate tra le 1300 misure presenti nel piano, sono state attuate il 30%, il 28% sono ancora in fase di attuazione, non ancora attuate, quindi a metà del piano sono circa il 42%. Ecco, è chiaro, ed è già stato fatto presente dalla collega del Ministero che mi ha preceduto, che un fondamentale riferimento per il nuovo piano sono le raccomandazioni della Commissione europea. Si è già fatto cenno a quali sono queste raccomandazioni. Il miglioramento del monitoraggio delle acque superficiali sono raccomandazioni, vorrei evidenziarlo, è già stato detto, che sono rivolte a tutto lo Stato membro, quindi evidentemente non tengono conto del fatto che poi ci sono distretti che sono in realtà più evoluti, no, dal punto di vista no, della qualità del lavoro rispetto ad altre situazioni, ad altri territori. Ecco, le raccomandazioni della Commissione sono sul monitoraggio delle acque, quindi è già stato detto l'integrazione degli elementi di qualità biologica mancanti, soprattutto il tema della correlazione tra idromorfologia e biologia, che è un tema che è poi connesso col tema del deflusso ecologico, il miglioramento del metodo di selezione degli inquinanti specifici, l'integrazione della valutazione dei carichi inquinanti diffusi di origine agricola, collegandola poi anche alle misure di mitigazione da inserire nel piano, il miglioramento della copertura spaziale del monitoraggio delle sostanze prioritarie, il miglioramento dell'analisi dei trend in termini di risoluzione temporale e spaziale. Sul tema degli obiettivi poi c'è la questione della designazione dei corpi idrici fortemente modificati, quindi naturalmente portando a concretizzazione la linea guida che è già stata elaborata dal Ministero, la richiesta di ridurre le incertezze relative ai tempi previsti per il raggiungimento degli obiettivi, la revisione e l'assegnazione di una maggiore trasparenza all'applicazione delle esenzioni e poi l'applicazione dell'articolo 4,7 che è quell'esenzione che può essere concessa ai nuovi progetti che sono destinati a finalità di salute, sicurezza umana o di sviluppo sostenibile. Ecco, poi sul programma delle misure naturalmente sono le raccomandazioni, ma in qualche modo sono già state soddisfatte dal nostro piano, il collegamento tra pressioni e misure, una maggiore chiarezza sul rapporto tra scopi, tempistiche e fonti di finanziamento, insiste sul monitoraggio dei prelievi. Il tema del monitoraggio dei prelievi è un tema su cui la Commissione europea insiste particolarmente, soprattutto per quanto riguarda il monitoraggio delle acque per l'uso irriguo. L'integrazione tra gli strumenti del settore agricolo, gli strumenti di settore di pianificazione nel settore agricolo sono diversi, ci sono i piani di sviluppo rurale, c'è la direttiva nitrati, c'è la politica agricola comune, ecco c'è un'esigenza naturalmente di meglio integrare questi diversi strumenti, così come c'è un'esigenza di maggiore integrazione tra la direttiva acque reflue urbane, una cospicua parte delle misure che sono state inserite nel piano in realtà proviene dalla pianificazione d'ambito, il completamento quindi tra le raccomandazioni anche della transizione tra deflusso minimo vitale e deflusso ecologico che l'autorità di bacino, come le altre autorità di bacino, ha avviato con l'approvazione nel dicembre 2017 della direttiva dei flussi ecologici. Un'applicazione più trasparente del principio del recupero dei costi e poi sulle aree protette l'individuazione delle eventuali misure per il conseguimento degli obiettivi addizionali
rispetto a quelli sanciti dall'articolo 4 della direttiva quadro acque laddove riconosciuti necessari. Ecco, un ultimo aspetto, ma che è già stato accennato anche dalla collega del Ministero, è l'aspetto del coordinamento transfrontaliero. Quindi diciamo che gli ambiti sono due, ma sostanzialmente quello più importante è quello sul fronte italo-sloveno. Quindi la raccomandazione della Commissione di proseguire con l'attività di cooperazione transfrontaliera. Con la Slovenia molti di voi sapranno che in realtà esiste una commissione italo-slovena per l'idroeconomia che svolge tra le altre funzioni anche questo compito. Peraltro l'autorità di bacino si è impegnata attraverso lo sviluppo di 2 progetti Interreg con le controparti slovene, uno appunto sul fronte della gestione delle risorse idriche, un secondo sul fronte delle alluvioni. Sviluppare il quadro informativo a scala di bacino, nel senso che pur accettando la prospettiva che i piani di gestione siano sviluppati separatamente dallo Stato italiano e dallo Stato sloveno, naturalmente si richiede che il quadro informativo sia omogeneo e coordinato, e la richiesta che il nuovo piano di gestione dia conto di questi sforzi di coordinamento. Ecco, gli strumenti e i soggetti da coinvolgere per la costruzione del piano sono naturalmente il coinvolgimento naturalmente dei soggetti istituzionali che hanno specifiche competenze sul tema della gestione delle acque, e che sono competenze che sono anche specificate nel testo unico ambientale, e poi il coinvolgimento di soggetti istituzionali o di associazioni rappresentativi dei diversi usi idrici, in quanto depositari di informazioni che sono utili soprattutto all'analisi economica e all'impostazione del programma delle misure, come attraverso dei tavoli operativi. E l'autorità di bacino è stata spesso chiamata come osteria, nel senso che ha sempre promosso una serie di tavoli per la definizione concertata di tutti i temi che di volta in volta si ponevano. Quindi l'autorità di bacino ha provveduto alla costituzione di questi tavoli e naturalmente sta già iniziando a discutere soprattutto sul tavolo dello stato potenziale dei corpi idrici, sul tavolo delle pressioni degli impatti e sul tavolo delle aree protette. Grazie. Fermi un attimo, prima di fare il break vi faccio una proposta. Io taglierei 10 minuti del break, così li dedichiamo di più alle attività poi del rapporto con i portatori di interesse, quindi direi di fare il punto alle 11:20 invece che alle 11:30, quindi ci rivediamo qua alle 11:20. Il dottor Bisaglia vi fa una brevissima comunicazione relativamente alle attività che facciamo dopo, e quindi accorciamo un po' i tempi del caffè, va bene? Sì, la parte finale dell'incontro dovremo costruirla insieme sulla base di un questionario che vi chiederemo di compilare con una risposta semplice a scelta, che abbiamo predisposto in forma online, per cui dallo smartphone potrete farlo direttamente e avremo i dati in diretta, oppure per chi non è dotato del dispositivo ne abbiamo una versione cartacea che, se volete ritirare, dopo provvederemo noi a inserire all'interno del database, in modo tale da avere anche queste risposte subito in tempo reale. Se lo fate direttamente da smartphone ci aiutate, perché abbiamo meno lavoro da compilare. Il secondo passaggio, c'è un altro questionario invece dentro la cartellina. C'è un altro questionario in cartellina che invece riguarda un giudizio sull'organizzazione dell'incontro, che vi preghiamo di compilare e di consegnare alla fine dell'incontro alle hostess, che lo raccoglieranno e ci serviranno a migliorare gli incontri. Grazie e buon coffee break. E qui ci sono i questionari, chi li vuole. Sì.
Dov'è? Da noi mi ha chiesto Daniele se stava venendo e ho detto di no, perché il discorso emissioni, dice Giuseppe, oggi mi hanno partecipato all'incontro per l'altra roba. Quindi Madonna, anzi è il caso che venga anche te. Sì. No, domani sono qui. Venerdì sì. Avevi bisogno, Renato? Della pubblicazione. Ah, ok. Sì, si risolve. Sì.
Iniziamo, sedetevi, grazie, seduti, là dietro. Allora iniziamo la seconda fase che riguarda la direttiva 2007/60. Prima di passare la parola all'ingegner Ferri, che è il dirigente della sezione che riguarda tutte le alluvioni e la ricerca,
vi dico sta cosa perché è importante. Prima è stato accennato al fatto che verranno messe a disposizione le mappe sono tutte a disposizione già nel sito, ma importante, nel prossimo futuro avrete anche molto di più, nel senso che metteremo a disposizione anche una maggior quantità di dati, perché molto spesso, in particolare i professionisti, ci chiedono di avere una serie di dati per sviluppare la loro progettualità, e quindi a questo punto organizzeremo diciamo un sito particolarmente efficiente da questo punto di vista. La Corte dei Conti europea è stata da noi 5 giorni per verificare come abbiamo applicato la direttiva alluvioni, e devo dire con grande soddisfazione che ha riscontrato un ottimo standard qualitativo del piano che abbiamo predisposto. Anzi, molte idee che noi abbiamo inserito come misure di piano sono state mutuate proprio per esportarle. Infatti ci hanno chiamato a Tolosa a raccontare come abbiamo, diciamo, sviluppato alcune misure di piano che sono di natura molto operativa. Quindi l'ingegner Ferri adesso introduce l'argomento che riguarda direttiva alluvioni, quindi direttiva 2007-60, e proiezione di quello che inizieremo a fare per l'appuntamento del 2020. Sì, io inizio con un messaggio trovato qui 5 minuti, non so se è un messaggio minatorio che mi hanno, quella di prima. Allora, come anticipava il segretario generale, dunque noi abbiamo avuto questo audit da parte della Commissione europea, e quindi questo qui è stata un'epistola, cioè un momento molto gratificante, devo dire, per sia il sottoscritto che tutta la squadra di collaboratori. Quindi noi, diciamo, partiamo come gruppo di lavoro della direttiva alluvioni con una condizione, insomma, di morale piuttosto alto, e che ci permette ovviamente anche di lavorare abbastanza serenamente, si spera. Dunque la presentazione è molto schematica, nel senso ci saranno 3 parti. La prima è essenzialmente voglio ricordare a chi ha già seguito tutte le parti, insomma le precedenti puntate della direttiva alluvioni, quali sono le pietre miliari del nostro piano. La seconda parte riguarda fondamentalmente il percorso, perché siamo qui, che cosa c'è da fare. La terza parte riguarda una panoramica ovviamente di tutte le attività tecnico-scientifiche che sono in corso di svolgimento e che saranno ovviamente portate avanti fino alla fine dell'anno. Ovviamente c'è poi per i dettagli tecnici, insomma, sono a disposizione per le domande, non entro nel dettaglio, insomma, perché ciascuna di esse meriterebbe ovviamente, insomma, molto tempo. Allora, il primo delle 2 pietre miliari del nostro piano, questo è un ripasso per chi già conosce, ma anche se c'è qualche nuovo portatore di interesse, ovviamente è un modo per allinearci, è questo framework che vedete in figura, in cui il rischio è calcolato come il pericolo per la vulnerabilità per l'esposizione. Il nostro piano di gestione del rischio alluvioni va ad indagare ciascuna di queste componenti, quindi il pericolo, la vulnerabilità e l'esposizione. Lo fa in maniera anche di dettaglio rispetto ad altre realtà non solo italiane ma anche europee, e in particolar modo vi faccio notare come nel framework, questo è un framework pubblicato del piano diciamo fin dal 2012, anche se il piano poi è stato licenziato finalmente nel 2016, ma era un elemento di base su cui abbiamo lavorato fin dalle prime riunioni, insomma, con ovviamente nei documenti lo potete trovare. Notate che c'è nella componente di vulnerabilità anche la componente sociale, quella che in azzurro viene chiamata adaptative capacity, coping capacity, cioè la capacità dei cittadini, della comunità di reagire, di sopportare, di prepararsi a un evento calamitoso, che in questo caso ovviamente sono le alluvioni. Questo è molto importante perché averlo introdotto fin da adesso, cioè fin da allora, nel nostro framework di lavoro, significa che è elemento di valutazione per tutte le attività che noi facciamo che sono legate al piano di gestione del rischio alluvioni. Quindi anche un elemento per quantificare misure di piano legate ovviamente anche alla componente sociale. Il secondo milestone, che può sembrare banale ma non lo è, voi sapete che c'è la direttiva alluvioni, ma c'è anche un recepimento in Italia che è legge 49/2010. Ecco, la cosa e lo sforzo
della nostra attività tecnica è quella di far andare di pari passo e non in contraddizione per nessun tipo di elemento questi due, quello che chiede la direttiva alluvioni e quello che chiede il decreto legislativo 49/2010. Questo a prescindere dal giudizio che uno può fare tecnico ovviamente di come è scritto il recepimento. Il dato di fatto però è che per noi non esiste una consegna a Roma e una consegna a Bruxelles, ma esiste ovviamente una consegna unica. Questo discorso, che può sembrare tra virgolette ovvio per voi, da un punto dietro c'ha però non ve lo sto adesso a dire nel dettaglio, c'ha dietro come si dice, una storia legata al mondo dei database dell'informatica e di coerenza delle informazioni molto spinto, ed è il motivo per cui sì, questa è un'affermazione, una figuretta facile da capire, ma che richiede molto lavoro dietro. Dove siamo e perché siamo qua? Dunque, noi siamo nel secondo ciclo di pianificazione, ok? Distrettuale legato alla direttiva alluvioni. Voi sapete che c'è una valutazione preliminare, una fase in cui dobbiamo generare delle mappe di pericolo e di rischio alluvioni. Si parla di mappe, ma non soltanto mappe, in realtà questa è una semplificazione, sono tutti praticamente i requisiti che richiede l'articolo 6 della direttiva alluvioni, molto più complesso, perché bisogna dare tiranti, bisogna dare elementi esposti, bisogna fornire tutta una serie di indicazioni, estensione degli allagamenti, tra le altre cose anche informati, ben prestabiliti e comuni a scala ovviamente europea. E poi c'è finalmente la parte proprio di piano con tutte le misure e il fatto che il piano viene licenziato. Ecco, noi siamo nel secondo ciclo e oggi appunto siamo a maggio, scusate, stavo per dire siamo a aprile, ma perché questo siamo a maggio, e quindi noi abbiamo fatto il 2018, cioè abbiamo fatto la valutazione preliminare. Questo è un passaggio importante perché, vi dico concettualmente perché è una delle domande che più frequentemente mi fanno, e quindi ve ne anticipo, di spiegazione di cosa stiamo facendo, perché c'è questo schema, cioè quello che fondamentalmente è stato fatto nel 2018 è: noi abbiamo nuove informazioni, dove informazioni, attenti, possono essere segnalazioni, possono essere, cioè informazioni in senso proprio di nozioni nuove che abbiamo ricevuto dal territorio dal 2015. Se sì, benissimo, fate una valutazione preliminare vuol dire disegnare, ora la sto semplificando ma tanto per farvi capire, fate un disegno grossolano di questa situazione, perché poi dopo andate ad indagarla nella fase quella di quest'anno. Quindi noi fondamentalmente quest'anno andiamo ad indagare, ovviamente non ce la faremo a fare tutto, ma comunque insomma, fin dove arriveremo, è tutto ciò che è stato, fra virgolette, consegnato in termini di reporting, di valutazione preliminare adesso nello scorso dicembre. Questo non vuol dire che non facciamo, cioè se ci arriva un'altra segnalazione ovviamente noi abbiamo il dovere di prenderla in considerazione, ecco, questo è ovvio, quindi non è esclusivo di altre segnalazioni, ma noi comunque partiamo da queste informazioni raccolte nel 2018, che fanno riferimento ovviamente agli anni 2015-2018, per andare adesso a capire come fare le nuove, nel senso di integrare le mappe già presentate nell'anno 2013. Allora, quali sono state le aree e le segnalazioni che ci sono arrivate? Beh, innanzitutto sono quelle legate diciamo, le aree che semplifico non indagate nell'anno 2013 e che invece erano state indagate nei precedenti PAI. Ci sono tutte le colate detritiche e di questo qui vedete anche la fonte, quindi possono essere PAI, le zone di attenzione, il catasto frane della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, dove le zone di attenzione, per chi insomma conosce poi questo tipo di attività, chiamiamola attività, insomma è legata ai PTCP, agli IFI, alle segnalazioni proprio comunque dal territorio. Ci sono le nuove aree di pericolosità fluviale e torrentizia alla quale della provincia autonoma di Trento. Ci sono le aree di studio effetti del cambiamento climatico, nel senso che noi abbiamo già introdotto nella nostra analisi, questa è proprio fatta dal distretto, quindi la segnalazione tra virgolette è venuta dalla segreteria tecnica, da noi, di possibili scenari di cambiamento climatico, in questo caso
fatte con metodo speditivo. Noi quello che faremo adesso invece è applicare non un metodo speditivo perché è una fase preliminare, adesso andiamo a definirlo nel dettaglio e quindi utilizzeremo tutta una serie di strumenti, anzi molto anche evoluti, perché riguardano praticamente tutti, semplifico adesso ma per farvi capire, gli scenari di pioggia e temperatura a scala distrettuale che sono stati prodotti dal CMCC in una precedente esperienza di un progetto europeo, che saranno gli input dei vari modelli idrologici e a valle dei modelli idraulici. E questo qui è un po' la zonizzazione, diciamo, a scala distrettuale di queste segnalazioni che ci sono arrivate. Questo qui in termini di superficie di chilometri quadrati, praticamente le aree che sono da indagare, quindi vedete che non è un giochetto. Quindi noi ovviamente metteremo per sempre tutta la nostra energia, la nostra passione, la nostra competenza. Vedete, è una roba grossa, quindi in un anno non è che si salva il mondo, ecco, sicuramente ci metteremo per sempre tutta la nostra esperienza. Caso particolare che qui segnala è quello dei bacini montani e pedemontani, perché mentre sulla parte di pianura fondamentalmente avevamo già nel PGRA una metodologia, su questa parte di analisi di territorio tendenzialmente la metodologia, quindi tendenzialmente vuol dire per alcune cose è coperto, vedasi PAI, per altri tipi, quello che è scritto nel PAI, per altri tipi di fenomeno che il PAI non contemplava a livello proprio di dettaglio metodologico, invece stiamo lavorando, e ovviamente questo è scritto draft banalmente perché è un documento che deve essere ovviamente condiviso con i nostri partner di progetto, che sono le 2 regioni e le 2 province autonome che fanno parte del distretto. Ecco, questa è legata a quello che è proprio l'attività stretta, proprio il compito, ma attenti che l'attività del distretto va avanti cioè il piano alluvioni poi alla fin fine non è soltanto quello che ci chiede l'articolo, in questo caso la combinazione dell'articolo 4 e l'articolo 6, cioè noi fondamentalmente stiamo facendo tutta un'altra serie di attività che ho il piacere adesso di farvi vedere, perché sono tutte ovviamente strettamente connesse, tipo bacini transfrontalieri. Dunque noi abbiamo in particolar modo il bacino dell'Isonzo, che appunto, come si diceva prima, è Italia-Slovenia, e su cui noi praticamente abbiamo proposto un progetto europeo che abbiamo vinto, che è il progetto Visfrim. È un progetto, questo qui è un progetto strategico che facciamo in collaborazione con la Slovenia e che va a definire, adesso vabbè, nelle slide potete leggere poi tutti i dettagli, ma mi fa piacere trasferirvi un concetto, a parte qui quello che c'è scritto magari si legge, ma alla fin fine di questo bacino transfrontaliero che è l'Isonzo, cioè dopo 20 anni di commissione formale, giusta, corretta, insomma idroeconomia eccetera eccetera, diciamo che si vuole arrivare al primo passo per un piano di bacino comune. Il primo passo sarebbe un grosso risultato, tanto per essere chiari, però avere un database condiviso di informazioni, e quindi uno dice dai, il solito database, sì, però adesso lo voglio proprio vedere e utilizzare, che è banalmente dopo 20 anni, se riusciamo ad avere fissato un tempo di ritorno 100 anni, quello ce l'abbiamo tutti perché è obbligatorio dalla direttiva alluvioni, fissato il tempo di pioggia critico per il bacino, avere la Q100 che transita al confine. Ecco, questo sarebbe già un grandissimo risultato. La voglio banalizzare, ma per farvi capire che è un progetto che vuole arrivare a delle risposte concrete. La risposta concreta è: intanto fissiamo l'obiettivo minimo, poi si andrà avanti. Avere l'idrogramma di progetto significa poi dopo, magari in un'altra iniziativa di europrogettazione, definire anche quali sono gli scenari di intervento sul bacino. Questo, ecco, lo dico, è transfrontaliero. Stesso problema sarà affrontato sul bacino interregionale dell'Emene. Infatti la Regione Veneto e la Regione Friuli sono partner di progetto. Attività è ovviamente tutta l'attività di modellistica che deve essere fatta, di conoscenza dei nuovi bacini, nuovi nel senso per noi sono nuovi, dei vecchi bacini regionali di cui abbiamo ereditato adesso le competenze, che per noi, lo dico senza offesa di nessuno, ma noi ovviamente dobbiamo studiare perché per noi sono nuovi, insomma, ovviamente sono conosciuti dalle regioni, ma per noi da un punto di vista diciamo delle conoscenze specifiche sono nuove, quindi dobbiamo, in questo anno abbiamo deciso di iniziare tutte le attività, tra virgolette le stesse che abbiamo fatto nel 2012 per i bacini nazionali. Un'attività importantissima in cui io confido e di cui sono certo è la collaborazione con i consorzi di bonifica, nel senso che i consorzi di bonifica
rappresentano un elemento di riferimento sia da un punto di vista di competenza tecnica che ovviamente di conoscenza del territorio per il loro territorio, che non va persa, ma deve essere in senso buono, senza che nessuno si offenda, sfruttata. Quindi l'idea è quella fondamentalmente di fare una collaborazione continuativa in cui magari noi forniamo degli strumenti tipo gli idrogrammi e i consorzi di bonifica ci supportano per esempio per la parte di idraulica, in cui si richiede anche delle competenze, proprio delle conoscenze anche sui manufatti e tutto che i consorzi di bonifica hanno e che quindi insomma sono di grandissimo supporto, e quindi questo è, secondo me, rimane un business core che deve essere del nostro ufficio e anche ovviamente dei consorzi di bonifica, altro partner del nostro distretto. Non dimentichiamoci che a dicembre andrà fatto di tutte queste belle cose un report che è una rogna informatica pazzesca, e quindi anche in questo caso noi ci attrezzeremo per farlo come è stato fatto nel 2013, senza ovviamente richiedere un dispendio di energie e di ore uomo imbarazzanti, ma attraverso quindi una piattaforma che automatizzi queste procedure ovviamente informatiche. Stiamo facendo e stiamo portando avanti, non perché ce l'ha chiesto, a differenza dell'altro piano del PGA, noi questa attività la stiamo facendo a titolo nostro come si dice, la riteniamo opportuna, di monitoraggio delle misure, dell'attuazione delle misure del piano, quindi come siamo messi nell'attuazione delle misure, di quanto abbiamo dichiarato, e questo ovviamente perché siamo in tempo per verificare se ci sono delle criticità e quindi intervenire insieme ai nostri partner di progetto, perché anche questa sia, insomma, la futura revisione sia un'altra storia di successo. Siamo dietro a delle misure che sono di competenza del distretto e di cui siamo attuatori. Questa qui è l'osservatorio dei cittadini, quindi fondamentalmente quello che accennava Francesco, il segretario generale prima, di avere delle banche dati che siano di supporto per migliorare le nostre conoscenze della nostra attività istituzionale, ma allo stesso tempo serve anche per aumentare la coscienza e la conoscenza dei cittadini del mondo del PGRA, dove il mondo del PGRA è mondo ovviamente, chiamiamolo, legato a difesa suolo, è mondo legato a protezione civile, quindi perché il PGRA è queste due anime che condividono, non ce n'è una più bella dell'altra, ma vanno insieme e devono andare insieme. Ce ne sono altre misure di piano che stiamo attuando, che sono legate alla Natural Base Solution. Qui si vede poco la figuretta, chiedo scusa, una è sul basso corso del Piave, che serve anche per, tra le altre cose, cosa importantissima, oltre alla parte strettamente, chiamiamola, legata alla Natural Base Solution, ma serve per definire la capacità di portata del Piave, elemento fondamentale poi per la individuazione delle opere per la messa in sicurezza del territorio. E sul torrente Tegnas, questa è proprio Natural Base Solution spinta. Un altro campo su cui stiamo lavorando, ovviamente, che è una misura di nostra competenza, la M21, che è praticamente, notate, l'aggiornamento delle norme del PAI strumenti equivalenti. Qui leggete quello che è scritto nel PGRA, nelle misure come è definita la M21, e infine non voglio dimenticarmi lo sforzo che noi stiamo facendo in tutta questa attività di aeroprogettazione, che è semplicemente avere e dotarci di strumenti a livello tecnologico, a livello di network, a livello di know-how scientifico, tale per cui noi facciamo questo mestiere e cerchiamo di farlo nella maniera più all'avanguardia e più idonea possibile da un punto di vista tecnico. Abbiamo 5 Horizon attivi, 2 strategici, uno quello che vi ho detto io, uno è quello che vi ha detto prima Andrea. Abbiamo poi, qui non sono stati messi perché sono in chiusura, ma abbiamo anche un LIFE e un altro Interreg, questo nella sede di Trento, attivi. Quindi, come vedete, insomma, questi qui non è tanto per fare esercizietti, ma è proprio perché tutto il know-how, se l'audit è andato bene e strabene, insomma, nell'ottobre del 2017, è anche merito fondamentalmente dell'artiglieria abbiamo messo in campo, e l'artiglieria si costruisce anche con questo. Basta, vi ringrazio per l'attenzione. Bravo Mike, hai recuperato 2 minuti e effettivamente questi progetti sono importanti perché il confronto è un punto molto importante per capire se la strada che è imboccata è quella giusta, per sapere cosa bisogna fare al di là. La frontiera sulla quale ci sta confrontando adesso è quella dei big data, su come utilizzare questi
questo strumento potentissimo e come utilizzarlo al meglio nei campi sia delle alluvioni che del resto. Quindi stiamo lavorando molto su questa, diciamo, su questa nuova frontiera e stiamo trasferendo tutte queste esperienze all'interno dei piani. Ogni progetto che facciamo è funzionale a migliorare il piano, in questo caso, che viene direttamente interessato. Quindi passiamo adesso alla vostra fase. I presupposti sono quelli che abbiamo illustrato, stiamo lavorando su questi campi, l'appuntamento è chiaro 2020-2021 e quindi il percorso che iniziamo a percorrere oggi è proprio quello di avere una sistematica, diciamo, interazione con i portatori di interesse, che sono tutti le amministrazioni, voi, il cittadino, le organizzazioni, cioè tutti coloro che evidentemente hanno un certo tipo di sensibilità nell'ambito dei vari campi e delle discipline che sono interessate dai piani. Quindi il dottor Bisaglia adesso vi introduce, cioè introduciamo un percorso di interazione che ci deve portare a capire se stiamo andando su un certo tipo, diciamo, di impostazione correttamente o meglio bisogna correggere la direzione sulla quale stiamo impostando il lavoro. Vai Matteo. Bene, buongiorno a tutti. Mi raccomando i tempi. Certo. Allora, inizio con ricordandovi e dandovi anche il riferimento, dopo alla fine del mio intervento ve lo darò un'altra volta, il riferimento è l'indirizzo del nostro sito dal quale si potrà accedere per il sondaggio che dopo appunto caratterizzerà l'ultima parte del nostro incontro, quindi www.alpiorientali.it, lo dico anche a beneficio di chi ci sta guardando in streaming che potrà anch'esso effettuare questo tipo di sondaggio. Allora, un attimo che... Allora, come già i relatori che mi hanno preceduto hanno evidenziato, l'implementazione della direttiva acqua e della direttiva alluvione imprescindibilmente presenta degli aspetti di coordinamento, perché si tratta sempre di acqua, si tratta sempre dello stesso territorio, si tratta sempre degli stessi corpi idrici e quindi inevitabilmente le attività che appunto cercheranno un coordinamento proprio anche nella elaborazione dei piani saranno estese anche alla fase di partecipazione e consultazione che prende il via con l'incontro odierno. Ci ritroviamo e riniziamo un percorso che abbiamo già affrontato per chi di voi ci ha seguito appunto più di qualche anno fa, che durerà circa 3 anni perché si concluderà nel 2021 e all'interno del quale cercheremo di incontrare, di informare, di raccogliere indicazioni e di fare in modo che la consapevolezza sul territorio delle attività che si stanno svolgendo sia sempre più forte e sia sempre più forte il legame e lo scambio di informazioni che ci può essere dal territorio verso l'amministrazione che è responsabile della elaborazione dei piani. In termini normativi è prevista una parte minima ma comunque importante di consultazione che prevede 3 passaggi fondamentali. Il primo, lo stiamo presentando oggi, è 3 anni prima del periodo di attivazione del piano, bisogna pubblicare un documento che si chiama calendario e programma di lavoro per la presentazione del piano. Cioè 3 anni prima dichiariamo come coinvolgeremo i soggetti portatori di interessi e il pubblico in generale o informeremo sulle attività di elaborazione del piano. Questo documento infatti è stato pubblicato a dicembre 2018 e è in consultazione fino a luglio, quindi fino a luglio ci sarà il tempo di prenderlo, visualizzarlo e eventualmente presentare delle osservazioni scritte se ci sono degli ambiti di miglioramento. Puoi dire dove è pubblicato? È pubblicato sul sito www.alpiorientali.it, che è il nostro punto di riferimento per tutta la documentazione. 2 anni prima, quindi entro il dicembre del 2019, verrà pubblicato un documento che si chiama Valutazione Globale Provvisoria.
Questo è un documento che sostanzialmente racconta quali sono i principali problemi di gestione delle acque ed è previsto sia per il piano delle acque sia per il piano alluvioni. Quindi ci saranno due documenti, adesso vedremo se faremo due documenti o un documento distinto, comunque ci saranno, o un documento diciamo con due sezioni, però ci sarà un documento che appunto racconterà un po' com'è lo stato dell'arte nella gestione delle acque, quindi sia per quanto riguarda le tematiche appunto della 2000, quindi quando l'acqua è poca o quando l'acqua è sporca, e sia quando l'acqua è troppa, quindi le tematiche più attinenti alla direttiva 2007-60. Un anno prima invece, lo diceva anche il segretario all'inizio, è una tappa fondamentale, perché un anno prima, quindi entro dicembre 2020, saranno pubblicati i progetti rispettivamente per ogni piano, i progetti quindi del piano di gestione delle acque e del piano di gestione del rischio di alluvioni. Quindi la struttura del piano sarà sostanzialmente creata e quindi sarà disponibile dopo per eventuali affinamenti anche con il vostro contributo. Ognuno di questi documenti viene pubblicato sul nostro sito e ha anche 6 mesi ci sono 6 mesi di tempo per presentare delle osservazioni scritte ad ognuno di questi documenti. Come dicevo, per entrambi i piani il documento riguardo alla consultazione è già online, quindi c'è possibilità di consultarlo. Io adesso ve lo illustrerò rapidamente. La consultazione per entrambi i piani è strutturata sostanzialmente in 3 fasi. Chi ci ha già seguito di voi avrà già sentito questi argomenti, però comunque li ripetiamo a beneficio di chi magari non è qui per la prima volta. Ci sono 3 fasi fondamentali: una fase di informazione, una fase di consultazione e una fase di partecipazione. La fase di informazione è una fase che dura tutto il periodo di elaborazione del piano, quindi è cominciata a dicembre del 2018 con la pubblicazione delle misure di consultazione e verrà portata avanti fino al dicembre 2021, quindi con l'approvazione definitiva del piano, e sostanzialmente è funzionale a appunto informare il pubblico, i soggetti interessati delle attività che si stanno svolgendo, delle nuove conoscenze che sono in atto e anche delle questioni che verranno trattate all'interno dei piani. Quindi è sostanzialmente un'azione in cui dall'amministrazione, dall'autorità di bacino verso il territorio, verso le comunità del territorio. La seconda fase invece è una fase di consultazione con la quale cerchiamo di invertire questo flusso, cioè da noi al territorio, invece cercando in qualche modo di cogliere dal territorio quelli che possono essere elementi conoscitivi, elementi integrativi che possono aiutarci a costruire il piano. La fase di partecipazione è la fase finale, all'interno della quale si rende organico quello che vale la pena e che è pertinente con il piano che proviene dal territorio all'interno del piano, cioè quello che effettivamente è il contributo del pubblico, dei portatori di interesse, viene reso organico all'interno del piano durante la fase di partecipazione. Ognuno dei 2 piani ha 3 percorsi paralleli di elaborazione che vanno inevitabilmente affiancati. Qui li vedete li troverete all'interno dei documenti, li vedete sia per il piano delle acque e anche per il piano di alluvioni. La prima freccia in alto vi è già stata illustrata dai relatori che mi hanno preceduto e riguarda proprio la fase di costruzione del piano, quindi cosa richiede la normativa, il report ex articolo 5 per quanto riguarda la direttiva acque, invece la pubblicazione delle mappe per quanto riguarda la direttiva alluvioni. Ci sono delle scadenze e queste scadenze sono indicate all'interno della prima freccia. La freccia intermedia invece è la freccia che riguarda il percorso di partecipazione e quindi prevede, come vi dicevo prima, a dicembre 2018 le misure di consultazione, a dicembre 2019 la pubblicazione della valutazione globale provvisoria e a dicembre 2020 il progetto di piano. Questi documenti sono pubblicati e sono disponibili per le osservazioni, quindi sono quelli che effettivamente sui quali voi ci potrete, o chiunque insomma, ci potrà dare ulteriori indicazioni.
Come vedete la fase di informazione dura tutto il periodo, la fase di consultazione invece è un periodo che comincerà da settembre e ci porterà fino alla pubblicazione del progetto di piano, e invece la fase di partecipazione sarà quella con un progetto di piano definito, quindi con tutti gli elementi utili per riuscire a capire se effettivamente il piano ha necessità anche di ulteriori aggiustamenti, affinamenti e integrazioni. È chiaro questa cosa, vi è chiara? Perché se non vi è chiara ricominciamo, perché questo è un passaggio chiave ed è il motivo perché oggi siamo qua. Quindi domanda, vi è chiara? Risposta sì, andiamo avanti. Risposta no, torniamo indietro. Risposta sì, andiamo avanti. No domande, se è chiara, domande le facciamo dopo. Ok, le ripetiamo, va bene? Sì. Documento. Sì. Sì. No, il percorso. Sì. Certo, allora la procedura è così. Il documento viene pubblicato. Allora, se lo vedete, allora, in questo contesto il documento è molto semplice, perché dice semplicemente dove ci si trova, quando ci si trova, cosa si farà, eccetera. Quindi non ha elementi pertinenti alla costruzione del piano, è proprio la presentazione del percorso di consultazione. Ma è previsto che funzioni in questo modo, cioè viene presentato un documento. Su questo documento si possono presentare delle osservazioni e queste vanno a emendare eventualmente il documento costruito. Le fasi successive invece, quindi a partire dal percorso di consultazioni, i documenti successivi verranno costruiti insieme a voi sostanzialmente, quindi vi incontreremo, ci sarà una possibilità quindi di fornire informazioni che aiuteranno a costruire il documento, quindi la valutazione globale provvisoria e il progetto di piano. Quindi questo che lei diceva avverrà per le fasi successive del documento. Ritenevamo che un documento, diciamo, che illustrava la parte di percorso di partecipazione potesse essere pubblicato per come l'abbiamo pensato, e dopo, se ci sono considerazioni particolari, ce le mandate e noi insomma le consideriamo, insomma, ecco. Quindi. Sì. Allora l'invito a questo appuntamento è stato mandato a 2700 contatti, quindi tutti i comuni, tutte le amministrazioni, tutti i soggetti che in tutti questi anni ci hanno seguito e quindi che hanno dimostrato sostanzialmente un interesse verso questo tipo di iniziativa. Esatto, allora il problema è capire come mai se noi invitiamo 3.000 persone ne vengono 100, esatto. Il questionario. Sì. Allora, chi. Sì, allora diciamo che ci sono sempre ambiti di miglioramento nel lavoro che si fa, ci sono sempre ambiti di miglioramento. Sono contento comunque che sia riuscita a venire, quindi che in definitiva non abbia rinunciato a questa iniziativa. Adesso che il suo nominativo c'è, sarà informata di tutte le attività che ci sono, certo lavorando su un territorio di 36.000 km² con 7 milioni di persone, non è certo possibile riuscire a andare a trovare tutte le singole realtà che possono essere interessate a questo tipo di iniziativa.
chiediamo anche il vostro contributo, se ci sono delle realtà, delle segnalazioni che non lo hanno avuto. Lo facciamo adesso con questo incontro, che non dico che è meno importante di altri, però sostanzialmente vi diciamo pronti, attenti, via. Okay? Quindi da adesso in poi sarà molto importante non lasciar fuori realtà che invece potrebbero essere utili alla definizione, al reale contributo del percorso. Per cui aggiungo che non so quante volte vi è capitato di avere poi in streaming la relazione che tutti possono vedere, compresi qualsiasi comune che non è venuto perché un motivo o per l'altro, quindi credo che questo sia un contributo non banale. Ripropongo il fatto che abbiamo anche dato disponibilità nel momento in cui ci fossero richieste che ci possono, diciamo, permettere di riunire, di replicare tranquillamente questo tipo di iniziativa, perché a noi fa sol che piacere. Vi dico soltanto che a distanza di 10 anni, quando facemmo lo stesso percorso per il piano di assetto idrogeologico, che è il fratello diciamo minore di alcune iniziative che sono state appena illustrate, dopo 10 anni vennero a dirci non abbiamo mai saputo che esisteva il PAI. No, non era vero, era che non erano mai venuti agli incontri che noi promuovevamo. Arrivavano 4, 5, 6 persone. A me fa piacere che abbiamo avuto l'overbooking, mi fa molto piacere, perché vuol dire che finalmente comincia a risuonare, diciamo, il sistema, diciamo, sociale. Noi abbiamo fatto 2.000, quasi 3.000 inviti, no, considerazione che faceva il signore, diceva sì, 3.000 inviti, siamo in 60 persone, è già un grosso risultato, tanto per capirci. Comunque il fatto stesso che noi mettiamo a disposizione questo, diciamo, questo incontro e tutti quelli che facciamo in una postazione di YouTube o della linea della regione, eccetera, io credo sia un contributo importante per tutti coloro che vogliono sapere e tutti coloro che vogliono partecipare. D'accordo? Dopo, se peraltro ci dicono noi avremo piacere di avere un ulteriore incontro, siamo qua, non c'è nessun problema. L'importante poi è che effettivamente arriviamo ad unire un numero di persone sufficienti evidentemente per organizzare tutto questo. Quindi da questo punto di vista mi sento molto sereno sul tipo, diciamo, di informazione che abbiamo dato ora e anche la precedente. Andiamo avanti? Sì. Questo però me lo toglie dai 5 minuti. No, scherzo. No, l'importante adesso va benissimo, anzi mi fa piacere di questo tipo, ma l'importante è avete ben inquadrato questo, diciamo, questo timing in modo tale che lo potete anche, fra virgolette, controllare. Notate bene che tutte queste presentazioni poi le troverete disponibili nel sito del Ministero dell'Ambiente, è anche il nostro, quindi tutto quello che vedete proiettato lo trovate disponibile anche per voi. A fronte di questo, quindi, se vi è sufficientemente chiaro in questo momento tutti gli appuntamenti ai quali sarà importante che ci siate per capire come sta evolvendo la questione, bene, allora possiamo anche andare avanti. Diversamente, se volete, ricominciamo a capire come è fatto questo calendario. Allora, l'ultima freccia in basso che vedete riguarda una terza procedura, che è la procedura di valutazione ambientale strategica. E questa procedura è necessaria per qualsiasi piano e per qualsiasi aggiornamento di piano. La procedura prevede che nel caso di, appunto, di aggiornamenti di piani si possa sostanzialmente avere una procedura con una richiesta di parere di assoggettabilità, cioè si dice: se il piano non cambia nella sua struttura di fondo le azioni sul territorio, può venir tenuta buona, passatemi il termine, la valutazione ambientale fatta con il precedente piano, e quindi sostanzialmente con qualche leggero aggiustamento può funzionare il percorso che era già stato attuato, insomma, nell'ambito della valutazione precedente. Quindi verrà fatto a dicembre, verrà pubblicato questo rapporto preliminare. C'è un organismo terzo che è la Commissione Via VAS del Ministero dell'Ambiente, che valuta effettivamente se
i piani dovranno elaborare una nuova valutazione ambientale strategica, oppure se invece potrà essere tenuta buona la valutazione ambientale strategica effettuata per i precedenti piani. Allora, rapidamente le attività gli strumenti, diciamo, che sono previsti per lo sviluppo delle varie fasi, quindi della fase di informazione che sarà da gennaio da gennaio 2019 fino a dicembre 2021, sono l'incontro che abbiamo fatto oggi, l'attivazione dei canali social con i quali, oltre che del nostro sito internet, all'interno dei quali noi daremo le comunicazioni e le notizie, le newsletter, che sono appunto uno strumento di informazione con il quale vi inviamo direttamente, quindi non voi che dovete venire a cercare, ma vi inviamo noi le notizie che sono funzionali allo sviluppo e all'elaborazione delle attività, e che sono appunto quei 2700 contatti che vi dicevo, e anche l'elaborazione utilizzando un po' il materiale che abbiamo già elaborato per la precedente fase di piano. Per quanto riguarda la fase informativa, sostanzialmente, quindi creare un po' un glossario comune, la terminologia, diciamo, quella non è cambiata, per cui cercheremo un po' di recuperare le informazioni che sono già state presentate per i precedenti piani. La seconda fase di consultazione quindi comincerà a settembre, prevederemo due incontri pubblici con sempre la possibilità di streaming, e questi due incontri, all'interno di questi due incontri cercheremo appunto da un lato di raccogliere anche dei contributi che sono legati alla creazione della valutazione globale provvisoria, quindi se ci sono questioni chiave che non sono state ben focalizzate nell'ambito delle nostre attività, allora quello è il momento per evidenziarle e per proporle. Attiveremo come novità di quest'anno una piattaforma partecipativa online. Sono delle esperienze che le amministrazioni stanno sempre più utilizzando, perché permettono ad una parte, non a tutti, diciamo, però ad una parte anche del pubblico, dei soggetti interessati, di fornire contributi e visualizzare, insomma, invece informazioni da parte nostra, utilizzando quindi un canale internet, e quindi con la possibilità di caricare materiale, di scaricare materiale che che adesso è in fase di bozza, ma che sarà presentata appunto con il prossimo incontro. Durante questa indagine, sempre un po' come imparando un po' dalle esperienze pregresse del percorso del precedente ciclo di pianificazione, abbiamo capito che proprio per venire incontro all'interesse del pubblico sono molto più efficaci, più che non degli incontri generici dove si parla un po' di tutto, invitare dei soggetti specifici particolarmente interessati per determinati argomenti. Lì abbiamo visto che in effetti il successo e il livello in termini partecipativi era più importante, era più rilevante, per cui vorremmo percorrere questa strada, quindi lasciando sempre aperta la possibilità un po' a tutti di partecipare, però attraverso un'indagine conoscitiva creare degli argomenti particolarmente sensibili per un determinato territorio, e quindi in quel territorio chiamare i soggetti interessati, e quindi fare in modo che lì ci sia effettivamente un incontro, un confronto con chi è effettivamente interessato dalla questione. La fase di partecipazione vedrà ulteriori due incontri pubblici, quindi tra gennaio e dicembre, sempre l'utilizzo della piattaforma partecipativa e sempre l'utilizzo di questi strumenti di incontro un po' più legati all'interesse specifico delle comunità locali. Come luoghi della consultazione, questo è il nostro bacino, l'avete detto, allora rimangono le sedi dell'autorità di distretto, quindi abbiamo la sede di Venezia e la sede di Trento, che sono gli uffici dove potete trovare le persone e i documenti cartacei per effettivamente riuscire ad avere uno scambio anche di opinioni. Quindi queste due sedi rimangono in termini informativi. C'è il nostro sito invece online,
Poi avremo gli incontri che terremo nella zona di Venezia, nella sede di Venezia e nella sede di Udine per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia. Quindi ognuno di quegli incontri che voi avete visto sarà replicato qui a Venezia, a parte questo primo incontro. Poi i successivi saranno replicati qui a Venezia e a Udine, quindi faremo una duplicazione di questi incontri. Esiste anche diciamo, nell'atto costitutivo dell'autorità di distretto l'attivazione di una sede a Gorizia, sulla quale noi stiamo lavorando per effettivamente per portarla a casa, quindi per avere effettivamente un punto di riferimento a Gorizia, che dovrebbe essere il luogo dove affrontare un po' tutte le questioni che riguardano gli aspetti transfrontalieri. Avete già visto, insomma, l'Isonzo e il Vipacco sono due fiumi che partono in Slovenia e finiscono in bacini, insomma, di carattere transfrontaliero. E tutto questo sempre con la possibilità di visionare anche in streaming le attività. La consultazione è rivolta a tutti i soggetti interessati, quindi se c'è qualcuno che sa di qualcun altro che non è stato chiamato, non è stato informato, ce lo segnala e noi lo integreremo. Sappiate, per dire, che noi abbiamo cominciato con 600 soggetti e siamo arrivati a 2.700, quindi nel precedente ciclo di pianificazione questa cosa si è ampliata molto e quindi, insomma, disposti sempre anche a invitare e a informare anche altri soggetti che non sono informati. Indirizzo? L'indirizzo di questo. L'indirizzo, i riferimenti li troverete sempre sul sito www.alpiorientali.it, ci sono le nostre mail, le mandate, ci chiamate, ci telefonate, noi prendiamo nota. Tutti i partecipanti qui, qualora non fossero stati informati, avvisati, sono arrivati per sbaglio o per informazione in diretta, sono a questo punto già inseriti organici nel nostro indirizzario. Ecco, affiancato a questa attività, come è già stato detto, ci sono delle attività invece specifiche con soggetti competenti nella gestione idraulica, nella gestione delle acque più in generale, con i quali faranno sviluppati dei tavoli tecnici che andranno proprio ad approfondire le varie tematiche per i due piani. Ok, ho concluso, quindi grazie per l'attenzione. Allora, adesso io vi ripropongo nuovamente la presentazione, vi ripropongo nuovamente il sito nostro, perché questo, come dire, diamo via al televoto. Cioè, in questa fase, quindi dallo smartphone, attraverso lo smartphone o il tablet, insomma, se andate sul sito www.alpiorientali.it trovate nella pagina principale un link, quindi sotto, dove c'è la freccia, sotto tutte le informazioni di data streaming troverete vota, il sondaggio, insomma, adesso non mi ricordo esattamente la parola, però insomma potrete votare. Lasciamo un 5 minuti per fare questo voto. Vedete, è una cosa abbastanza semplice, quindi insomma ci sono delle opzioni, le tematiche riguardano sia il piano di gestione delle acque, riguardano il piano di gestione dei rischi di alluvioni, riguardano la consultazione, quindi anche suggerimenti su perché non riusciamo a far venire le persone, al di là della capienza della sala, che capisco, però in passato, insomma, non era la capienza della sala che faceva da elemento limitante alla partecipazione. E chi lo avesse cartaceo, se ce lo può dare, che allora noi in diretta lo inseriamo, fra 5 minuti dovremo avere già i dati per riuscire a commentarli insieme. Quindi l'importante è commentarli insieme, perché da là ne scaturisce la logica nella quale ci vogliamo muovere. Vedrete che ogni domanda ha un'opzione obbligatoria di scelta tra alcune,
quindi ci sono alcune scelte su cui dovete obbligatoriamente mettere la X, poi ogni domanda termina con la possibilità anche di scrivere qualche altra indicazione qualora ci fosse, ci fosse qualche altro elemento da inserire. E quindi se volete, insomma, ci inserite anche qualche parola che dopo ci aiuti a capire un po' meglio l'orientamento sulle varie questioni. Anche chi ci sta seguendo in streaming può effettuarlo da www.alpiorientali.it e perfetto. Allora fra 5 minuti vediamo se riusciamo a inserire intanto. Ma sì, ok. Ah, fai... Vuoi portarlo lì? Sì, bello, sì.
Dammi un attimo. Sì. Se abbiamo questi risultati e cerchiamo poi di iniziare, facciamo un percorso, poi abbiamo il lunch per le 13:30, quindi alle 13 possiamo anche vedere una. Okay. Dai. Allora, cominciamo intanto con una, con una suddivisione della, con una suddivisione della tipologia di soggetti, quindi abbiamo la maggioranza sono un 30% di amministrazioni locali, quindi immagino saranno i comuni sostanzialmente, una buona parte di amministrazioni dello Stato, regioni e province autonome e un'altra grande fetta sono enti fornitori di servizi, quindi abbiamo consorzi di bonifica, gestori di servizi idrici, gestori idroelettrici e poi altre un 10% circa di associazioni, comitati e enti di ricerca e poi liberi professionisti un altro circa 10%. Chiedo scusa, no. Allora, come provenienza immagino, sì, ovviamente insomma, essendo in Veneto, insomma, la regione del Veneto è abbastanza rappresentata, un quarto della regione Friuli Venezia Giulia e poi altre, quindi saranno immagino amministrazioni statali o da altre regioni che sono venuti un po' a vedere come lavoriamo. E per quanto riguarda la prima, dove chiedevamo quale questione ritengo debba essere affrontata prioritariamente dal nuovo piano di gestione, sostanzialmente l'alterazione, insomma c'è una buona distribuzione, però diciamo che spicca un po' l'alterazione idromorfologica dei corsi d'acqua, quindi i presenti in sala ritengono che tra tutti i problemi, ovviamente chiarisco, abbiamo chiesto obbligatoriamente di esprimere una indicazione rispetto alle 4, sappiamo che sono tutte e 4 e tutte e 4 vengono trattate dal piano, però se proprio dovessimo scegliere una questione, vediamo che la questione dell'alterazione idromorfologica è particolarmente sentita. Le altre questioni sono diciamo abbastanza equalmente rappresentate, forse con un po' di più per l'inquinamento prodotto da fonti del diffuso agricolo. L'altra parte, qui abbiamo tutte, questo avremmo voluto farlo, non ce la facciamo per questione di tempo, ma promettiamo che ve lo facciamo. Quelle che erano le risposte libere, volevamo rappresentarle con quella che viene chiamata una nuvola di parole, cioè una frequenza delle parole che tornano di più tra tutto il testo che viene dato. Non lo facciamo adesso, ve lo renderemo disponibile perché sennò dopo ci dilunghiamo un po' troppo, però ve lo rendiamo disponibile perché è interessante. Noi invece in termini dopo considereremo un po' tutte invece i testi che sono stati inseriti. Allora, per quanto riguarda la strategia di azione per raggiungere gli obiettivi del piano di gestione delle acque, vediamo che la parte del leone viene fatta dalle azioni cosiddette win-win, cioè viene data molta rilevanza alle azioni integrate fra piano alluvioni e piano delle acque, quindi le azioni che sono già state anche illustrate precedentemente, viene chiesta un'attenzione particolare dal Ministero, noi ne diamo perché stiamo proprio sviluppando delle azioni win-win e quindi insomma terremo in considerazione anche questa indicazione. A seguire c'è anche la puntare a aumentare la consapevolezza dei cittadini. Devo dire anche in questo settore noi stiamo lavorando molto proprio con l'osservatorio dei cittadini e anche con queste attività, quindi il fatto di rendervi protagonisti un po' tutte le comunità locali è importante. Stessa domanda fatta per le alluvioni, dove diciamo che gli aspetti di win-win sono un po' meno importanti, no, sempre i più importanti, però non così importanti col 50% precedente, ma entrano in gioco il fatto di realizzare nuovi interventi, quindi la percezione della sala è dire, però noi adesso abbiamo bisogno
che vengano creati questi nuovi interventi. E dopo anche qui la consapevolezza dei cittadini, diciamo, risulta un elemento insieme al ottimizzare il sistema attuale. Ecco, diciamo, sulle misure comportamentali forse stanno un po' scomode a tutti, perché sono quelle che pongono i vincoli, quindi una riflessione così che mi viene da fare, forse sono quelle che appunto magari risultano meno, vengono percepite come meno efficaci da voi. Qui era sull'aspetto della partecipazione, quindi cercavamo anche di rispondere un po' a quelle che erano i quesiti: ma perché se invitiamo 2700 persone e non ci troviamo in pochi? Quello che emerge da voi è non che ci siano troppi impegni, troppe cose da fare, il percorso è troppo lungo eccetera, ma perché non c'è proprio una cultura partecipativa, cioè non ci rendiamo conto che se ci viene chiesta una cosa è perché è utile che ci diciate, insomma, che cosa ci date un contributo utile per la costruzione del piano, non voi che ci siete, ma probabilmente tutti gli altri 2600 che non hanno risposto all'invito. E su questo non possiamo far altro che intensificare l'attività di sensibilizzazione su quelle che sono le nostre attività, chiedendo anche a voi peraltro un contributo da questo punto di vista nel sollecitare la partecipazione. E qua abbiamo fatto invece due sforzi di proiezione nel futuro, cioè come mi immagino nel 2027, quindi quando sarà concluso i piani di gestione, sarà concluso il secondo ciclo, saranno attuate tutte le misure, e vediamo che c'è una distribuzione abbastanza equamente distribuita, dove in particolare leggermente superiore c'è i comportamenti che saranno più attenti alla tutela delle acque e agli ecosistemi acquatici, quindi questo è anche frutto di una consapevolezza maggiore, e poi a seguire sarò più informato, quindi c'è, come dire, indirettamente evidenzia una necessità di conoscere, di conoscenza, di sapere quelle che sono le informazioni sul territorio, e questo probabilmente con lo sviluppo proprio delle applicazioni anche GIS o comunque dei nostri incontri, queste cose dovremmo cercare di averle. Per quanto riguarda così una riflessione solo sul fatto che queste cose vengono prima del fatto di poter fruire della miglior qualità delle acque superficiali. Questo probabilmente o sconta una consapevolezza che il problema è complesso, quindi forse è più facile informare così che magari effettivamente riportare l'acqua pulita, oppure sul fatto magari che ci sia una certa disillusione magari su quelle che sono le reali capacità di intervenire sull'ambiente. L'ultimo è come mi immagino nel 2027 per quanto riguarda le alluvioni. Qui proprio la parte preponderante è legata all'informazione. Sarò molto più informato sulle condizioni di rischio del territorio, e in effetti insomma la parte di informazione, cioè sapere che io sono in un'area a rischio, è un'operazione più semplice da parte dell'amministrazione e più efficace, perché comunque nell'ambito della gestione del rischio delle alluvioni la conoscenza, e quindi sapere anche che sono a rischio e quindi che devo scappare, è molto più immediata rispetto alla costruzione delle opere che generalmente riscontrano una certa difficoltà di tanti tipi e che mette in sicurezza in un orizzonte temporale un po' più lungo. Invece la conoscenza della propria situazione di rischio è immediatamente efficace ai fini dell'abbattimento del rischio, perché posso mettere in campo delle altre operazioni di emergenza, insomma, su cui la protezione civile dopo è molto brava e competente. Basta, questo era un po' quanto emergeva dal sondaggio. Se ci sono... Partirei da qua. Adesso, cedendo la parola a voi, iniziamo dal signore che aveva già rappresentato, chiedendovi però sintesi e, diciamo,
portando la questione anche nell'ambito del contesto che abbiamo visto, perché questo rappresenta quello che tutti gli altri stanno chiedendo. Quindi avete un microfono, grazie. Sì, la ringrazio. Se dite chi siete. Tibaldi, Comitato per la Vita del Friuli Rurale. Dunque, ritengo di essere figlio della tragedia, o meglio del Vajont, e quindi come tale pretendo una estrema raffinatezza delle scelte e serietà nelle valutazioni. Soprattutto una attenta partecipazione che non può essere ridotta a Udine o a Venezia, ma che deve arrivare nelle vallate, perché se allora nella tragedia del Vajont si fosse dato ascolto agli abitanti del posto, a semplici contadini, avremmo saputo che la frana era incombente. Invece si è dato spazio ai burocrati, agli ingegneri, ai progettisti, per cui la tragedia è avvenuta con totale consapevolezza di chi l'ha provocata. Volevo aggiungere una cosa però, Baruffi. Mi sembra che stiamo parlando attorno a dati raccolti non in maniera adeguata. Già l'altra volta mi espressi in questi termini nei confronti dell'unico ambito che conosco, che pretendo di conoscere bene, che è quello del Friuli Venezia Giulia. Friuli Venezia Giulia ha sottoposto, ha adottato il piano di tutela delle acque con 2 anni di ritardo rispetto al termine massimo stabilito dalla Comunità Europea, cioè nel 2017. E già mi chiedo come voi abbiate potuto usare i dati nel 2016 quando non era ancora stato adottato. Secondo, quel piano fa acqua da tutte le parti, letteralmente. Alle domande, alle osservazioni che erano state fatte, anche negli incontri pubblici, non è stata data risposta, anzi, alle osservazioni più stringenti, più forti e negative, hanno risposto, non hanno dato una controproposta, quindi la osservazione non viene accolta. La controproposta a osservazioni che erano del tipo: le misure raccolte non sono attendibili per questo e questo motivo. Che ti devo dare? Anche la proposta su come farle, dopo che ti ho detto in maniera puntigliosa. Quindi siamo di fronte a dati che sono poi serviti anche alla Comunità Europea per emettere dei giudizi che francamente non sono attendibili, anch'essi di conseguenza. Ma noi soffriamo sul piano e mi riferisco solo ancora una volta alla nostra regione, voglio che il Trentino Alto Adige e il Veneto abbiano comportamenti più virtuosi del nostro. C'è una tendenza del burocrate a proteggere se stesso. Questo lei lo sa perfettamente. Quindi non ammetterà nel percorso evolutivo di questi piani di aver sbagliato in passato. Ora, per quello io la sollecito ad aprire al massimo la partecipazione, che è l'unica condizione per rispondere oggi ancora a questi quesiti che noi nel nostro piccolo abbiamo portato avanti. La ringrazio. Provi a dire in 2 parole, che noi ci annotiamo e che servono a tutti, in 2 parole, qual è il messaggio chiave? Partecipazione, maggiore attenzione a... Mi dica 2 parole che fanno sintesi del suo messaggio. 2. Partecipazione, un po' più lungo, funzione di controllo sui processi, cioè funzione indipendente di controllo sui processi, perché altrimenti c'è la tendenza all'autoasseverazione, all'autocompiacimento di quello che è stato fatto, in barba alla vera pericolosità sia nel campo delle acque che nel campo Partiamo da qua. Io vedo il professor Boato e gli dico: professor Boato, fai un commento, sviluppa un commento su questo tipo di proposizione, dai. Col microfono, un attimo solo, che così poi... Mi vanno bene come osservazioni,
perché sono propositive e permettono di migliorare il lavoro. Quindi, so bene la fatica fra criticare e poi migliorare, ma comunque il ruolo dei presenti è questo, no? bene, quindi diciamo nelle torte che abbiamo visto mi pare che si sta ben rappresentando le esigenze che sono state in queste due battute rappresentate. C'era il signore che voleva... Mi raccomando, date un messaggio sintetico e molto pregnante. Beh, sono già contento di aver partecipato a questo incontro perché è molto più chiaro e molto più esteso come soggetti, come comportamenti dei precedenti. Quindi, Matteo, hai capito quello che voglio dire. Sono un po' perplesso, vista la vastità degli argomenti trattati, un po' perplesso e mi domando, c'è personale, finanziamento sufficiente per condurre le cose che avete detto oppure sono intenzioni, sono vostre intenzioni che non potranno trovare riscontro per mancanza di... occorrerebbe più persone competenti, occorrerebbe più denaro? Questa è una domanda. Dopo mi chiedo anche con interesse, non dico personale, ma della mia regione, io abito a Verona, è difficile secondo me governare tutto il territorio del distretto, tutto il distretto delle Alpi orientali e soprattutto non so cosa sarà della parte dell'autorità di bacino di una volta che investiva il fiume Adige con 12.000 km quadrati sui 34.000 di tutto il distretto delle Alpi orientali, quindi mi sembrerebbe che occorrerebbe almeno, non so, saltuariamente, che uno degli incontri fosse riservato proprio alla vecchia autorità di bacino dell'Adige, perché i problemi dell'Adige sono quelli del secondo fiume d'Italia o terzo, a seconda che lo si voglia considerare. E poi mi chiedo ancora una cosa. Abbiamo avuto dei problemi in questi ultimi tempi sulla proposta di privati di realizzare delle dighe a bassa caduta lungo il corso dell'Adige, ma non era una, ce n'erano 5 in progetto. 2 sono state recentemente bocciate dalla Commissione Ambiente della Regione del Veneto. Mi domando, ma è corretto che sia la Regione che si occupa di un fiume quando poi su quel fiume che è l'Adige ci sono 2 province autonome e una a statuto ordinario e non andiamo neanche d'accordo perché questo, dice quell'altro? Non ci può essere una disposizione unica in Italia che dice quello che dovrebbe dire, cioè quando la pendenza del letto del fiume è inferiore o attorno all'1%, non si fanno più dighe a bassa caduta, anche perché sappiamo che l'energia elettrica si ottiene con altri metodi attualmente. Queste sono domande che mi sono posto. Risposte. 3 domande, 3 risposte. Gliele do subito. Quando diciamo una cosa la facciamo, per cui quello che vi abbiamo raccontato vuol dire che lo facciamo. E io chiamo qui la squadra, quei pochi che ho potuto oggi chiamare a venire, mi sarebbe piaciuto presentarveli tutti, Ingegner Fragola, Angheben, Massimo Cappelletto, venite qua un attimo, grazie, venite qua dietro. Allora, ognuno dei nostri, diciamo, operatori, oggi non sono tutti, anzi sono pochissimi perché abbiamo detto non c'è spazio, quindi voi statevene in ufficio, ma sarebbero venuti volentieri. Tanto per farvi capire, l'ingegner Fragolo è un idrodinamico, fa modellistica sotto la supervisione dell'ingegner Ferri, che oltre a essere un idrodinamico è anche un idrologo coi baffi. Tanto per capirci, i modelli li facciamo noi, sia i modelli idrologici che i modelli idrodinamici che tutto il resto, facciamo tutto noi perché noi, io in particolare, mi fido solo di loro, tanto per capirci. Analogo ragionamento vale per la parte delle acque, qui c'è l'ingegner Braidot che si occupa, c'era la Laura Dal Pozzo che girava, che ha organizzato insieme con Matteo Bisaglia tutto questo, e c'è una squadra con la Sara Pasini e quant'altri che lavorano sulle acque.
È un lavoraccio? Risposta sì. Abbiamo un ufficio a Trento? Sì, perché abbiamo messo insieme le energie. C'è da lavorare molto? Risposta sì. C'è molto entusiasmo? Risposta sì. Le energie economiche molto spesso sono abbastanza contenute. Devo dire con piacere che ultimamente, molto ultimamente, abbiamo ricevuto delle economie che avete visto, quelle misure win-win, le stiamo organizzando noi direttamente e serviranno proprio per andare a organizzare meglio i nostri piani. Una di tutte queste, l'ingegner Ferrini non ha avuto tempo, ma ve la racconto io, sul TEGNAS, è un'attività che riguarda la riqualificazione fluviale. Quindi questo concetto piuttosto impegnativo di riqualificazione fluviale, a chiacchiere siamo bravi tutti, a fatti un po' meno. Quindi abbiamo preso un corso d'acqua, che è il Tegnas, su una valle particolarmente delicata come quella di San Lucano, e abbiamo iniziato un percorso di riqualificazione. L'abbiamo fatto noi, direttamente noi, gestito direttamente sia dall'ingegner Ferri che dall'ingegner Braito, perché è una misura win-win, dove andiamo a capire e a preparare poi le cosiddette misure metodologiche che saranno, diciamo, poste dal distretto trasversalmente per tutte le amministrazioni che dovranno operare nel campo della riqualificazione fluviale. Con noi c'è anche un'organizzazione, diciamo, ambientalista, proprio perché i vari aspetti della tematica che vanno dalla biologia dell'acqua alla morfodinamica sono elementi che a chiacchiere siamo bravi tutti, a fatti un po' meno, quindi provare per poi tradurre questo in norme comportamentali, in discipline che non gradite molto, ma invece rappresentano uno strumento importante per quanto riguarda poi lo sviluppo di questa coscienza che ci deve portare ad ottenere il massimo. Le persone ne cerchiamo sempre di nuove e di super qualificate, perché i nostri ragazzi, questi ultimi che stiamo prendendo poi nell'ambito di quei progetti europei che avete visto, sono 5 H2020, io vi sfido a trovare in Italia chi sta facendo, sapete cosa sono gli H2020? Sono dei progetti di ricerca alla scala europea, dove noi lavoriamo con centri di ricerca europea per andare a confrontarci e a governare la nostra funzione cerebrale per capire se stiamo facendo una cosa fatta bene o fatta male. Tanto per capire, tra coloro i quali collaborano con noi c'è IBM, Motorola, centri di ricerca tedeschi. Vi dicevo che stiamo lavorando molto, tutti quanti, gli scandinavi in particolare, molto presenti sulla parte meteoclimatica, e avanti di questo passo, ma non perché siamo i più bravi, capiamoci, ma perché evidentemente le energie per lavorare le devi trovare andando anche a cercarti attraverso questi progetti le energie per poter andare a, diciamo, a sviluppare questi temi. Mi scusi, e qual è il ruolo del contratto di fiume nella conservazione della natura del fiume? Il contratto di fiume sarà proprio uno strumento che, attraverso questo che avete visto, non abbiamo tempo, ma se volete facciamo proprio un altro incontro, vi raccontiamo cos'è l'osservatorio dei cittadini. Il contratto di fiume diventerà lo strumento, è uno strumento, diciamo, che, ribadisco, non a chiacchiere ma a fatti, deve essere in grado di governare questo processo che lei stava rappresentando. Se volete dedicheremo una giornata, vi raccontiamo cos'è l'osservatorio dei cittadini, e tanto per capirci, per dirvi, ma non perché siamo tanto bravi, ma ve lo dico perché me l'avete chiesto voi, a Tolosa la Comunità Europea ci ha chiesto di andare a mostrare come abbiamo organizzato i primi test in scala 1:1 nella città di Vicenza per andare a organizzare questo complesso meccanismo dell'osservatorio dei cittadini. È un fatto concreto, e quelle misure win-win che avete visto che sono operative, stiamo facendo letteralmente gli appalti, sono la concreta operazione a scala di bacino. Faremo prima il bacino del Brenta Bacchiglione, faremo l'Isonzo che è internazionale, quindi questo scambio molto più complesso, faremo un interregionale che è il Lemene, per capire come due regioni poi riescono a parlare e organizzare quello che lei chiede. Ringrazio, mi rendo conto che insomma non si può proseguire. Domando scusa, sono stato io che mi sono un po' troppo prolungato, però approfitto per dirvi che il personale che vedete qui è solo
non siamo in tanti perché siamo circa 45 persone, cioè siamo sotto del 50% dell'organico che ci avevano assegnato, però è tutta gente che praticamente quando gli dici questo abbiamo bisogno ci arriva fino in fondo. Beh, conosciamo anche noi Bisaglia, sappiamo che non è... Bene, a voi. In questi strumenti che avete visto, in particolare in questi due piani, no, che poi vengono, diciamo, hanno una forma progressiva di implementazione. Mi spiego perché dico forma progressiva. Però non so se sto rubando diciamo, del tempo, alle domande, 30 secondi però, deve pensare che questo percorso è nato maldestramente nel 2010, quando hanno detto c'è la 2060 in Italia, mi hanno detto cos'è un minestrone. In 3 mesi ci hanno detto fate il piano, 3 mesi. È chiaro che è venuto fuori una congerie, diciamo, di idee più o meno la definirei più o meno dilettantistica, perché la direttiva 2060 è un mostro a 8 teste, d'accordo, di cui ne abbiamo visto forse gli occhi. Dopodiché abbiamo iniziato un'elaborazione che vedete che in progress tendiamo a, diciamo, a sviluppare per perfezionarla sempre più. Il perfezionamento poi dove avverrà? Avverrà quando questi strumenti che devono convivere con strumenti che in Italia erano stati lanciati contestualmente alla direttiva 2000, l'Italia ha pensato bene che quando l'Europa ha fatto la direttiva 2000 ha fatto una norma che era completamente strabica, ma non entro nel merito, e quindi c'è bisogno di questo merge. Quella misura M21.1, che non credo che voi abbiate guardato le misure del piano delle alluvioni, ma la M21.1 è una misura fatta apposta per fare il merge dei piani del PAI e del piano delle alluvioni. Quello sarà lo strumento che fa il merge e che unisce queste due logiche che sono sorelle ma non sono uguali. Quindi questi cosiddetti processi a cui state assistendo sono dei processi che in progress tendono a fare questa operazione. Un piano, perché sia operativo, deve avere le norme di attuazione, deve avere questi strumenti che disciplinano, ma non in senso coercitivo, ma costruttivo, poi l'applicazione del piano stesso. Domando scusa, ma se volete ci ritroviamo, poi ne parliamo ulteriormente. Oggi dobbiamo far sintesi. Domando scusa a chi ho rubato il tempo. Una domanda e una proposta. La domanda è questa: se i finanziamenti che vengono Ci dice il suo nome? Scusi, Augusta Sasso, Comune di Fossò, consigliera. Se i finanziamenti che sono previsti all'interno del piano gestione del rischio alluvione, che sono previsti, che riguardano la Regione Veneto, se sono vincolanti oppure se le misure poi vengono effettivamente realizzate, oppure si può anche far finta che... Dico questo in rapporto alla realizzazione della progettazione dei lavori del completamento dell'idrovia Padova-Venezia. Non solo sulla cartografia regionale noi abbiamo ancora la camionabile invece dell'idrovia, ma non è stato dalla presentazione del progetto preliminare del marzo 2016, sono state raccolte le osservazioni, non è stata data nessuna risposta alle osservazioni fatte dagli enti locali, da tutti i soggetti interessati, e poi non è successo assolutamente più niente. E questo... Risposta. Nessunissima risposta. Le do la risposta. Lei non ha letto le misure del piano. Scusi? Lei non ha letto le misure del piano di gestione delle alluvioni? Le misure del piano? Che sì. Dicono che tra le misure, tra le cosiddette misure alle quali c'è un nome e un cognome, perché avete visto che l'ingegner Ferri vi ha mostrato il monitoraggio che stiamo facendo. Hai dichiarato questo? Adesso lo devi fare. Ok? Questa è la logica. Bene, per l'idrovia non è scritto facciamo l'idrovia,
per l'idrovia è scritto la progettazione dei lavori. la progettazione, che non Sì. è la progettazione ingegneristica solo. Una progettazione di un'opera pubblica come questa che lei sta indicando è una cosa ben più complessa. Per dire in 30 secondi che cosa intendo. Quando lei va a scaricare una portata dentro la laguna di Venezia, è evidente che il tuo progetto deve essere contestualizzato non soltanto al fatto che hai una funzione di laminazione ma devi anche valutare se i corpi idrici, vedi direttiva 2000, subiscono una trasformazione in negativo in esito all'acqua e alle sospensioni e a tutto quello che tu porti con te. Allora il progetto non vuol dire soltanto ingegneristicamente facciamo la sagoma del scarico eccetera, vuol dire avere una visione completa e vuol dire che tu sai che quando dichiarerai nel 2021 che fai entro 3 anni quell'idrovia, una volta che l'hai dichiarato la fai, perché la Comunità Europea viene, e vi dico perché l'abbiamo avuto, e ti dice perché hai dichiarato che in 3 anni compravi sicurezza e poi non l'hai comprata? Compravi in senso di realizzavi delle opere di mitigazione? Questa è la domanda che ti fanno, è gente che va molto per lo spiccio e infatti una delle cose che hanno rilevato, ma noi siamo contenti che le abbiano rilevate perché non dico che gliele abbiamo suggerite, ma ci mancava poco, è il fatto che è molto importante stabilire tutta una procedura che stabilisca delle priorità e perché, non tanto al chilo, non pressappoco. C'è un processo, un percorso che ti dice siamo arrivati da qua a qua, non sarà perfetto, sarà perfettibile, però c'è un percorso che tu fai, è questo che loro ti chiedono. Non ti chiedono esercizi incredibili, però ti dicono dimmi come sei arrivato a questo risultato e se tu gli sai rispondere va tutto bene, se lo sai rispondere ti fanno altre 2 domande e avanti, avanti, avanti finché arrivano a capire che hai scritto un sacco di stupidaggini. Quindi il progetto non è inteso ingegneristicamente, come diceva per esempio l'ingegnere prima, la traversa è un oggetto, però tu devi capire qual è l'effetto di questo oggetto sul sistema, che non è un sistema banale, perché idrovia va in Laguna di Venezia. Quindi bene fare un progetto, ma bene funzionale anche a capire che risultato si ottiene, se è praticabile, se è fattibile, perché evidentemente nel contesto generale lei sa che per fare qualche cosa non se ne può danneggiare un'altra, quindi vuol dire che questa cosa va vista nella sua interezza, vuol dire avere una visione completa della praticabilità di questa cosa. Quindi l'appuntamento non è tanto il fatto che abbiamo la sagoma della sezione o quant'altro, l'appuntamento è sappiamo che se succede questo e succede quant'altro. Bene, è fattibile? Risposta sì, risposta no, e se no, se c'è qualche misura da assumere per andare a compensare e avanti di questo passo finché lei arriva a dire bene, parto nel 2020, nel 2026 ho finito. Se sono fondi? Vabbè, ognuno, posso dire, se l'amministrazione regionale in te fa una cosa, risponde anche di questo. Sì, l'ho acceso. Allora, sì, il fatto è che non abbiamo nessuna notizia di nessuna attività, io concordo con lei assolutamente che deve esserci una visione generale dell'impatto dell'opera. Non voglio naturalmente fare nessun'altra considerazione. Invece per quanto riguarda la proposta era questa, se fosse possibile fare si prevedono 2 incontri nella fase di consultazione e poi in quella di... Se fra un incontro e l'altro di questi 2 fosse possibile fare un incontro, degli incontri più ridotti a scala ad esempio per in Tabacchiglione fare un incontro specifico e così come per gli altri settori, perché questo darebbe la
approfondire meglio il percorso di partecipazione e darebbe la possibilità poi di fare le osservazioni in modo più puntuale. Mi spiace, non funziona. Permetti? Sì, no, questa indicazione viene proprio per come abbiamo impostato la consultazione, laddove parlavamo di un'indagine conoscitiva e quindi di creare dei momenti informativi e di confronto proprio legati nei territori dove ci sono specifiche problematiche. Quindi sì, c'era forse il professor Boato. Aggiungo solo una cosa, molto spesso però è utile anche il punto di vista che viene, per dire, il Signore ha dato delle indicazioni che possono essere molto utili anche agli altri, cioè questa è una cosa abbastanza importante, perché l'incrocio delle esperienze può essere utile a tutti per avere, diciamo, un salto, un'idea, uno spunto, per cui c'è da una parte evidentemente a scala distrettuale effettivamente le varietà, diciamo, delle casistiche sono molte, dall'altro molte volte un'idea viene mutuata e rappresenta un contributo anche agli altri. Professor Boato, dopo chi c'era? C'era Gaspardo, uno alla volta, dai. Prof. Più che altro per chi è a casa, forse stava scaricando la batteria. No, velocissimamente, ma siccome è stato sollevato il problema e siccome l'abbiamo osservato per iscritto ancora 3 anni fa all'autorità di bacino e poi la regione, voglio ricordare solo 2 cose sull'idrovia, perché è un tema di discussione da una decina d'anni, in cui le osservazioni critiche del magistrato alle acque stesse sono scomparse, perché erano presentate ma non in forma ufficiale. Allora, 2 cose. Primo, l'idrovia Venezia-Padova in termini trasportistici è assolutamente insostenibile, punto. Lo affermo tecnicamente e chi vuole va a rivedere le osservazioni già presentate. Secondo, il piano idrografico della Regione Veneto, votato all'unanimità per quel che mi risulta in Regione Veneto, prevede che per il problema che qualcuno vuole risolvere in termini di scolmatore in laguna va risolto drenando a monte e non scaricando a valle. Dopodiché sappiamo che razza di problemi ci sono, ma non si può esorcizzare quelli che sono addirittura ordini formali sul come affrontare i problemi, visto Valli di Chioggia, visto una serie di cose che per secoli hanno creato gran problemi in laguna. La legge della Regione Veneto prescrive che i problemi che qualcuno vuole risolvere in termini di scolmatore a valle vanno invece drenati a monte. Credevamo di avere discusse per anni queste discussioni e che fossero scontate, ma invece in termini di pressione popolare, perché è facile dirlo, raccoglie incentivi finta come idrovia, in realtà come scolmatore per scaricare a valle anziché drenare a monte, con i problemi che abbiamo discusso più volte a suo tempo in autorità di bacino. Sì, niente, sarei interessato a capire meglio, se ho capito bene la Commissione europea vi ha fatto delle osservazioni perché voi diciamo, andiate ad integrare il PGRA anche con un'analisi degli effetti prodotti dai cambiamenti climatici. Ecco, volevo capire in che modo questo intendete farlo, solo degli accenni mi basterebbero giusto per capire, ecco. E poi un'altra domanda che diciamo è affine ma un po' centrale. Allora, quest'ultima alluvione ha prodotto una trasformazione del reticolo della rete, diciamo, drenante, soprattutto in provincia di Belluno, da dove vengo, ecco, così significativa che forse le mappe che fino adesso avete fatto forse dovranno essere riviste, punto di domanda, e se sì, in che misura? Grazie. Sì, e non solo il reticolo. Ti do un'altra variabile molto complessa, cioè il fatto che il vento abbia battuto tutti gli alberi
vuol dire che ci dovrà far modificare tutte le mappe delle valanghe, che non è una banalità, perché la valanga è un sistema ipercomplesso da modellare. Quindi non solo il reticolo idrografico, tutta l'instabilità dei versanti, dove c'è l'ingegnere, il dottor Angheben, dov'è? È sparito. Vabbè, in sostanza i nostri geologi stanno lavorando su questo, perché evidentemente il sistema è stato alterato nella sua situazione, il reticolo, e ve ne dico un'altra di nuova, il vento, che è stato questo attore non atteso, ci deve far rimeditare sulle forzanti da utilizzare nell'ambito della valutazione della propensione di un territorio a essere più o meno pericoloso. Quegli alberi non sono stati, diciamo, introdotti nella rete idrografica dall'instabilità del versante, ma dal vento. Chi di noi avrebbe mai pensato che il vento faceva una cosa del genere? Si intasa il ponte e vi lascio trarre le conclusioni. Si intasa lo scarico di fondo, lo scarico di mezzo fondo o di superficie di una diga e ti lascio trarre le conclusioni. Quindi condivido quello che tu hai esposto ed è un'attività che abbiamo infatti cantierato, perché evidentemente le valanghe sono le più delicate, perché un territorio non valanghivo potrebbe diventare abbiamo paesi interi che può darsi si ritrovino questa, diciamo, quindi probabilmente faremo un piano straordinario che è funzionale a questo. Per quanto riguarda invece il cambiamento climatico, se vuoi Michele ti mostra l'integrale di convoluzione oppure le racconti in un modo un po' più easy. Ma non, sì, funziona. No, solo sulla prima domanda, dunque la commissione, l'audit di commissione ha fatto una raccomandazione, perché praticamente noi non siamo stati l'unico distretto che ha subito l'audit, loro sono andati in giro in tutta l'Europa e fondamentalmente tutti si dimenticano di questo aspetto quando è normato, perché noi lo dobbiamo fare perché c'è un articolo della direttiva alluvioni ripresa appunto dal 49 che dice che dobbiamo farlo, ma non per il primo ciclo, per cui raccomandazione per il secondo, mi raccomando fatelo. E noi eravamo anche molto contenti, visto che abbiamo investito tanto in questo argomento da un punto di vista proprio numerico, perché abbiamo, cioè in questo caso non fatto noi al nostro interno, ma l'ha fatto il CMCC, che è il Centro Europeo per i Cambiamenti Climatici, ci ha fatto un lavoro in cui ha dato per tutto il distretto fondamentalmente con celle di una certa dimensione i valori di precipitazione e temperatura proiettati al 2100, che sono gli input dei nostri modelli idrologici. Quindi insomma, su questo qui ci siamo attrezzati. Sulla parte invece di reticolo confermo, ma anche su questo siamo consci e anche molto attrezzati, perché dunque intanto la parte bellunese tendenzialmente, cioè sostanzialmente non è stata ancora analizzata nel PGRA, cioè non è che bisogna proprio essere onesti modificare, cioè dobbiamo proprio farla, quindi fa parte di quelle aree che dicevo prima che non sono state, perché non abbiamo avuto tempo di farle nel primo ciclo. Ci siamo attrezzati perché lo faremo questo qui con topografia che ovviamente condivideremo con gli uffici regionali, in particolar modo Gerion Civile di Belluno, e anche strumenti modellistici, perché utilizzeremo basement e fondo mobile. Questo per dire, cioè noi siamo già mentalmente operativi. È stato assunto adesso fra l'altro un nuovo ingegnere che è uno sviluppatore di basement, quindi no, per dire quanto noto il problema, non piangiamo, ci attrezziamo, ecco. Va bene, grazie. Non si sente? Ah, si sente. Volevo capire l'emergenza rispetto alla pianificazione, cioè adesso dopo l'evento alluvionale, insomma, si stanno pensando di fare degli interventi in questa che non so se si può ancora chiamare una fase di emergenza oppure no, però insomma viene chiamata emergenza, e quindi chi è che verifica, diciamo, la compatibilità di questi interventi fatti in emergenza con, per esempio, la direttiva quadro acque, gli obiettivi di qualità per i corpi idrici, se questo rimane sempre in capo a voi oppure non si fa più il controllo perché siamo in emergenza. E poi una parola su quel progetto di disegno di legge che è uscito da poco sul dissesto idrogeologico, che mi pare, se ho capito bene, in qualche modo
per 3 anni vorrebbe dare insomma, la gestione commissariale alle regioni, per cui in qualche modo vi esautora insomma, rispetto a, cioè non tiene più conto della vostra pianificazione. Ecco, vorrei capire un attimo dal vostro punto di vista come funziona questa cosa. La parola emergenza è già di per sé esplicativa di che cosa voglia dire. Tenete conto che parliamo nel bacino montano di esiti di precipitazione a terra di 700.000 millimetri. Non so se mi spiego. Un'accumulata in 3 giorni di 700 e rotti millimetri, e in Friuli addirittura arriviamo a 1.000 millimetri. Ieri ci siamo trovati, e anche l'altro giorno ero a Roma per parlare di questo. Quindi il concetto di emergenza non è che lo risolva in 30 secondi, perché è un sistema montano, in particolare i bacini montani, che hanno subito uno stress non indifferente. È stato un fenomeno estremamente strano, perché dal punto di vista superlocale è stato un evento eccezionale, dal punto di vista a scala di bacino molto più contenuto. Orientativamente no, è riconducibile per il Friuli a un evento del 65, che non è stata una banalità, e per il Veneto diciamo che è una cosa comunque che ha ordine di grandezza non del 66, per tutta una serie di motivi che adesso non sto a raccontarvi, perché altrimenti non facciamo più a tempo a finire le nostre cose. Uno, per tutti mancava per fortuna la neve, quindi la risposta idrologica evidentemente non era affetta da questa componente che nel 66 è stata drastica, la forma delle piogge e altre questioni che per fortuna hanno permesso alla rete di esitare delle portate che evidentemente avevano una loro significanza, non drammatiche ma significative. Il concetto quindi di emergenza non può essere esaurito in 50 minuti o in qualche giorno, è un concetto molto ampio e molto complesso. Noi siamo comunque in contatto con la Regione proprio perché è nell'ambito delle attività che noi facciamo, ma non in termini anche di contributo del fatto di attenzione che qui ci si può far male per questo motivo, per quest'altro motivo, oppure c'è un tema che va agganciato proprio alla questione della qualità delle acque e avanti di questo passo. Per cui da questo punto di vista c'è un commissario straordinario che non ho certo nominato io, e quindi questo commissario ha dei compiti, ma indipendentemente da questi fatti gerarchici c'è il commissario, noi siamo in contatto molto intenso nell'ambito di quelle che sono le cose da fare. Non è banale però riassestare, e quando parliamo di instabilità di versanti parliamo di una cosetta non proprio banale, perché mentre l'acqua in qualche modo la conosci, la governi in qualche modo, con i versanti la questione è ben più complessa. Quindi questo processo durerà sicuramente non certo un mese, non certo 10, ma durerà probabilmente un paio d'anni almeno. E se dura un paio d'anni vuol dire che sono stati molto bravi, tanto per capirci, perché ribadisco, il confronto è con una precipitazione 700.000 millimetri. Vi lascio tra le conclusioni degli esiti di tutto ciò. Per quanto riguarda invece il disegno di legge, non è un problema certo. Guarda, io non me lo pongo come problema, io comando di più di lui, lui è più bravo di me. Comanda quanto sai fare. Chiacchieri? Noi la mettiamo così. Sei capace a chiacchierare o sei capace a fare? Al momento giusto conta chi conosce la questione e ha i numeri in testa, punto. La questione mi riguarda ben poco, nel senso che se uno dice io sono il più bravo a comandare, benissimo, al momento buono devi tirare fuori quelle 10 cose che servono per fare le cose giuste. Se le sai, buono, se non le sai vuol dire che alla fine sei un sacco vuoto. Fine, non c'è altro da dire. Sono molto convinto di quello che facciamo, sono molto convinto delle persone con le quali lavoro e di cui mi fido ciecamente, sono molto convinto che quei 10 numeri che serve ce li abbiamo tutti in testa. Non c'è altro da dire. Posso fare tutti i disegni di legge, mi va benissimo, obbedisco, però quel che conta è quanto sai. Sapere è potere, come dice qualcuno. Mi pare una domanda a te, vai, scusami. Manferrari, amministrazione provinciale di Vicenza.
E niente, volevo solo sapere la solita cosa che ho chiesto, è stato 2 anni fa, c'è un collegamento questa volta tra PGRA e pianificazione urbanistica, magari attraverso una modifica del PAI? Risposta M21. La M21, che non vi anticipo perché è una fase la chiamiamo M21 perché la Comunità Europea dice ogni misura deve avere un codice, questo codice è M21. M21 è la norma di raccordo che ha la funzione proprio di mettere insieme la logica del PGRA, che dice dalla pianificazione alla gestione dell'evento voglio un tutt'uno, voglio un continuo, d'accordo? Quindi tu pianifichi, tu pensi fino ad arrivare alla gestione dell'evento vero e proprio, la parte parossistica dell'evento. Io voglio questo, d'accordo? E noi l'abbiamo in qualche modo organizzato. Il problema era proprio raccordare questi strumenti di pianificazione in corso, i treni che stavano già correndo, e quindi le M21 che usciranno non tra molto, avranno proprio questo compito di mergiare, diciamo, le logiche nelle quali sono stati organizzati anche il PAI stesso, per mettere insieme con, diciamo, questa logica alla distanza. Quindi la proiezione 2021-2027 è quello di avere uno strumento unico che si incanala e governa sostanzialmente il processo in modo univoco. Certamente siamo montati con tanti treni che correvano, non puoi dire beh adesso tu devi dire bene tutti quanti se ne vanno qua a questa data e in queste modalità. Quindi queste M21 hanno proprio questa funzione, ci stiamo lavorando da un po'. Trovo informazioni sul sito? No, in questo momento no, quando siamo pronti avremo diciamo un'attività anche di collegio, nel senso di rappresentare anche a voi questa cosa. Lavoriamo, vedo Giampaolo Macconi che è là, vedete provincia autonoma di Bolzano, e lavoriamo con Trento, dove le idee di tutti, perché a Venezia si dice che 4 oggi vede meglio de do, no, tutte le idee vengono organizzate funzionalmente al fatto di mettere insieme queste cose e governare il processo di transizione, per dire questa è la disciplina che a scala distrettuale, diciamo, utilizziamo e che è un po' la logica che tu hai anche vissuto quando abbiamo fatto questo primo piano. Se voi siete d'accordo io chiuderei, e quindi io vorrei chiudere prima di tutto ringraziandovi, perché il fatto che siate venuti, il fatto che abbiate avuto diciamo, la costanza di ascoltare tutto quello che abbiamo detto, credo sia già un segnale molto importante, e voglio ringraziarvi in particolare per questo tipo, diciamo, di partecipazione attiva, presente e molto, diciamo, significativa. Quindi grazie. Vorrei ringraziare tutto il mio staff che avete visto qui in parte, perché ci ha lavorato molto per preparare il tutto. Mi dispiace, la prossima volta ve li presento tutti, così li conoscete e sapete con chi avete a che fare. Vorrei ringraziare la Regione che ci ha ospitato, perché per noi dobbiamo cercare delle sedi che anche evidentemente non subiscano per noi dei costi, e vorrei ringraziare quindi anche il Ministero dell'Ambiente. La rappresentante ha dovuto andare, perdeva il treno, ma c'è il carissimo Jacopo, e vorrei ringraziare il Ministero dell'Ambiente che evidentemente nella sua presenza ha dato un segnale forte dell'importanza di essere molto ben agganciato ai distretti che operano sul territorio con le diverse realtà sui quali evidentemente ognuno di noi ha delle specificità. Quindi l'appuntamento è secondo il calendario. Peraltro voi, se avete delle indicazioni, avete il sito, avete l'indirizzo, ce le mandate, Matteo fa il filtro e poi eventualmente, se c'è necessità, compatibilmente con gli impegni che abbiamo, che non sono banali,
ma noi siamo anche disponibili appunto a recepire indicazioni di che ci avete già dato. Su YouTube e sul sito online della Regione trovate il lavoro di oggi, quindi lo potete rivedere, trasferire, e se c'è qualcuno che evidentemente ha necessità di qualche chiarimento basta scrivere. Cosa? Matteo vi ricorda 2 date, io vi saluto e vi ringrazio della partecipazione. Allora, no, solamente entro luglio, se volete dal sito controllare il documento che abbiamo presentato sulla consultazione, controllatelo, entro luglio se ci fate avere indicazioni per migliorarlo. E invece il prossimo appuntamento sarà Devisu, sarà a settembre con il primo incontro della fase di consultazione. Finito, grazie.